Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne Eucaristia pasquale riceveremo la benedizione papale che, attingendo al tesoro di grazia della Chiesa, ci donerà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovute per i nostri peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e invochiamo il dono pasquale della riconciliazione. Fratelli e sorelle, tutta la Chiesa è in festa per la vittoria pasquale di Cristo sul peccato e sulla morte. Anche noi con il battesimo siamo risorti a vita nuova e ora vogliamo fare memoria di questo inestimabile dono, ricevendo l'aspersione con l'acqua battesimale benedetta questa notte, durante la veglia pasquale. Ognuno di noi, sinceramente pentito dei suoi peccati, possa sentirsi rinascere a una vita nuova e ricevere il perdono del Padre. Ripetiamo insieme: Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. O Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti della salvezza. Gloria a te, Signore. O Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel fonte battesimale con la parola della vita. Gloria a te, Signore. O Spirito Santo, gloria a te, che dalle acque del battesimo ci fai rinascere come primizia della nuova umanità. Gloria a te, o Signore.
per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen. L'inno di lode al numero 9 del Libro dei Canti ci alterneremo con la scola. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Sancto Spiritu In gloria Dei. Patris.
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo Figlio unigenito hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore sia innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, allegriamoci e esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostoli ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti in Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Ci alziamo in piedi per il canto della sequenza pasquale, il numero 248 del libretto. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Un saluto particolare a questi bambini, questi ragazzini che vedo molto volentieri. Non siete qui ogni domenica, mi pare, ma oggi sì, perché oggi è Pasqua. Oggi è Pasqua. Sapete cosa vuol dire la parola Pasqua? Vuol dire passaggio. Passaggio da una realtà a un'altra, e oggi la Pasqua, questo passaggio, festeggiamo il passaggio di Gesù dalla morte alla vita. La risurrezione è proprio questo passaggio. Ricordate domenica scorsa, quando abbiamo letto la passione di Gesù, forse c'eravate anche voi domenica scorsa, ma l'avete sentita, sotto la croce la gente prendeva in giro Gesù: se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Hai detto di essere il figlio di Dio, e il figlio di Dio non può morire, scendi dalla croce. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Queste parole le abbiamo sentite. E hanno messo in croce Gesù proprio per dimostrare che non era figlio di Dio. Evidentemente. Se muore vuol dire che si è inventato tutto. Scenda dalla croce, gli crederemo. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, dice San Pietro nella prima lettura. Ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno. E che cos'è la risurrezione di Cristo? Potremmo dire così: è la testimonianza di Dio
su Gesù Cristo. Dio stesso testimonia, sì, ha detto il vero, perché la testimonianza è questo. Tu che sai cosa dici? Ha detto il vero. Ha detto il vero. Voi l'avete ucciso per dimostrare che era falso e invece era vero. Ma Dio l'ha risuscitato il terzo giorno. Quando Gesù è morto, domenica scorsa abbiamo sentito nella lettura del Passio, a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, quasi a dire la speranza che Gesù aveva portata si è spenta. La natura quasi incredula di fronte a questa morte fa buio, tutto diventa oscuro. Ma ora la luce si è riaccesa. Dio ha dato prova che Gesù era veramente il suo inviato, il figlio di Dio. È Dio, Padre, il protagonista primo e vero di questo evento e di questo giorno. Tant'è vero che se noi leggiamo i Vangeli e gli Atti, si dice sempre Dio l'ha risuscitato. Si dice anche Gesù risuscitò, ma prevalentemente Dio il Padre l'ha strappato dalla morte. Risuscitandolo, dice San Paolo, Dio ha, per così dire, accreditato Cristo stesso presso di noi. Ha legittimato la sua parola, la sua pretesa di essere l'inviato di Dio, il santo di Dio, davanti ai nostri occhi. L'ha risuscitato, dice San Paolo, l'ha risuscitato dai morti, dando così a tutti una garanzia su di lui. È bello questa espressione. L'ha risuscitato dai morti per dare una garanzia su di lui, una garanzia della sua verità, di quello che ha detto. Vi ricordate durante la trasfigurazione, questo è il mio figlio amato, ascoltatelo. Sì, ma come facciamo ad ascoltarlo? Chi è? È il mio figlio, l'amato. È possibile? No, Dio l'ha accreditato, ha dato una garanzia della sua verità, la testimonianza sicura della verità, dell'autenticità della persona e della missione di Gesù. La risurrezione attesta che egli è davvero quello che ha detto di essere, il santo di Dio. Qualcuno potrebbe dire, ma non bastava la sua morte, non era già una testimonianza sufficiente la morte in croce di Gesù? No. La morte in croce di Gesù non può testimoniare la verità della sua causa. Molti uomini sono morti su questa terra per cause sbagliate, lo sappiamo, addirittura per cause inique. La loro morte non ha reso vera la loro causa, ha solamente testimoniato che credevano magari fanaticamente nella verità di essa, anche se non era la verità. La morte di Gesù, quella che San Paolo chiama la bella testimonianza che Gesù Cristo rese davanti a Pilato, non è dunque testimonianza della sua verità. È sicuramente testimonianza del suo amore, certo, questo sì, anzi ne è la suprema testimonianza, giacché nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per le persone a cui si vuol bene. Ma se Gesù non fosse risorto, la sua morte sarebbe rimasta un gesto inutile, sostanzialmente inutile. Solo la risurrezione è il sigillo dell'autenticità divina di Gesù, della verità della sua causa, la causa di Gesù, il regno, il Vangelo che egli ha predicato. Ecco perché Gesù stesso lo diede come segno per eccellenza della sua missione. Quale segno ci dai di quello che dici? Distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. E l'Evangelista osserva, parlava del suo corpo. L'ha capito dopo,
ma parlava del suo corpo. È quello il segno che dava. Paolo ha ragione dunque, San Paolo, di riporre proprio su questa testimonianza, che è la risurrezione di Gesù, il fondamento di tutto l'edificio della nostra fede. Se Cristo non fosse risuscitato, sarebbe vana la nostra fede. Dovremmo ripeterselo spesso questo qui. Se Cristo non fosse risuscitato, possiamo andare a casa tutti. Vana sarebbe la nostra fede. Noi saremmo falsi testimoni di Dio, saremmo da compiangere più di tutti gli uomini. Sono parole molto forti che ci interpellano, ma io ci credo alla risurrezione di Gesù. Ci credo davvero a quello che questa risurrezione dice per me, alla speranza che essa ci annuncia, costituisce per noi, all'annuncio di vita e di amore che essa comporta. Ci credo. È necessario allora che noi ribadiamo con fede e speranza la certezza di questo evento che oggi celebriamo. Lo facciamo con le parole della sequenza che abbiamo appena cantato. L'abbiamo cantato in latino, ma sono parole facili. Scimus Christum surrexisse. Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Abbi pietà delle nostre tribolazioni, delle prove che attraversiamo, a motivo delle quali a volte e anche spesso siamo portati a dubitare della promessa del Signore. Abbi pietà delle nostre paure che ci spingono a chiuderci in noi stessi, rinchiudendo le porte a te, Signore, e a chi ci sta intorno e magari ha bisogno di noi. Tutto questo è lievito vecchio, per usare un'immagine di San Paolo, è lievito vecchio. Aiutaci ad essere pasta nuova, ad essere cuori aperti alla relazione liberante con te. Tu, o Cristo, nostra Pasqua, sei stato immolato e hai vinto la morte. Tu sei la nostra speranza. Illumina e rinnova la nostra vita. Professiamo la nostra fede, troviamo il testo del canto al numero 33 del libretto dei canti. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle, in questo giorno che celebra il fulcro della nostra fede, con il cuore pieno di gioia ci rivolgiamo a Dio perché il suo progetto di amore realizzato in Cristo venga accolto pienamente dall'intera umanità. Preghiamo e ripetiamo insieme: per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di gioia. Trasforma la tua Santa Chiesa, generata dal Cristo sulla croce, e fa che viva sempre nella sua luce di risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di vita. Trasforma le regioni dilaniate dalla guerra, sostenendo quanti cercano la pace, e dona successo ad ogni tentativo di riconciliazione. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di luce. Trasforma il nostro Paese e libera la terra dalle tenebre del male e della violenza, per vivere da fratelli. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di speranza. Trasforma i giorni di coloro che si trovano nella sofferenza e infondi loro coraggio e fiducia per affrontare la prova alla luce della Pasqua. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di risurrezione.
trasforma la vita di tutti noi e confermaci nella fede, speranza e amore, capaci di essere sempre testimoni gioiosi del regno di Cristo risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Signore Gesù, che con i tuoi insegnamenti e la tua vita illumini il mondo immerso nel peccato e nella morte, aiutaci a riconoscere la nostra dignità di figli di Dio e a vivere come testimoni luminosi del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Deus venit sum cedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni.
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Sarò salvato.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. In questo giorno di Pasqua, giorno speciale di luce e di festa, non possiamo non fermarci qualche istante a condividere l'augurio di bene, di festa, a condividerlo tra tutti, con tutti. Sentiamo proprio il bisogno di dar luce ai cuori, alla fraternità, alla comunione, al nostro essere, a ciò che siamo. E in modo particolare a lei rivolgiamo, carissimo nostro Vescovo Corrado, l'augurio. Un augurio ricordando i 15 anni dai quali lei conduce e riconduce questa Chiesa. Sono 15 anni, motivo ulteriore proprio di ringraziamento, di riconoscenza e di augurio. La Pasqua è la festa del ringiovanire, del rinascere, del tornare giovani, così il suo animo e il suo servizio possa sempre vedere questa freschezza e giovinezza e anche vederla riflessa in questa Chiesa, che non la smarrisca ma la coltivi. Ed ecco a lei un segno di augurio, di freschezza, di primavera, insieme a tutti il nostro più caloroso augurio di bene e di festa. Grazie. Grazie caro Don Graziano delle parole e grazie anche di questo bel segno che quelle due simpatiche ragazzine mi hanno portato. Approfitto per ringraziare, oltre che Don Graziano, ringraziare i nostri bravi cantori e l'organista, che di solito non ringraziamo mai, ma bisogna ringraziare anche l'organista e il coro, che non è che abbiano fatto il servizio solo oggi, ma tutta la settimana, dalla domenica scorsa in poi. Grazie davvero di cuore. Saluto tutti coloro che ci hanno seguito attraverso la Tenda TV, anche ringrazio Federico e non so, Palazzo Carli probabilmente è in collegamento. Li sentiamo davvero in comunione con noi e mandiamo a loro il nostro saluto, assicurando la nostra preghiera. E un caro augurio a tutti voi, cari fedeli, sia della parrocchia della cattedrale, che è la vostra chiesa, ma anche a tutti coloro che vengono da altre parrocchie. È bello che la cattedrale sia ospitale, una casa ospitale per tutti, proprio perché al Signore andiamo insieme, non possiamo andare solo qualcuno e gli altri stanno fuori. Quindi questa presenza molteplice ospitata dalla parrocchia della cattedrale mi pare che sia un segno di speranza, un segno di Vangelo. Augurio a tutti, portatelo anche a coloro che sono nelle vostre case, magari ammalati e anziani che non hanno potuto muoversi, li ricordiamo e li raccomandiamo tutti al Signore. Il Signore sia con voi. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Una benedizione particolare per questi bambini e ragazzi che sono qui davanti.
In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo